A 600 anni dall'apparizione della Vergine a Monte Berico si svolgerà il pellegrinaggio in 7 tappe, con partenza dal santuario di Pietralba, lungo il cammino delle apparizioni, fino al santuario di Santa Maria in Monte Berico, dal 2 all'8 settembre. Si tratta del pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia, che attraversa le province di Vicenza, Trento, Bolzano, in 26 comuni. Il cammino parte martedì 2 settembre, raggiungeremo il santuario quindi da Pietralba, arriveremo a Baselga di Pinè per poi entrare nella Valle dell'Astico, quindi passiamo dalla provincia di Bolzano, provincia di Trento, entriamo nel territorio vicentino e lungo la Valle dell'Astico proseguiamo verso il santuario di Santa Maria dell'Olmo a Thiene. Ultima tappa per l'evento importante di 600 anni, raggiungiamo Monte Berico l'8 settembre partendo da Villaverla verso ovviamente Monte Berico. Momento di particolare peso spirituale e storico sarà lo svelamento della quinta stele del cammino delle apparizioni. Il 1° settembre a Pietralba, presso il santuario, sarà svelata e benedetta la stele del cammino dell'apparizione e la quinta stele che viene infissa sul terreno lungo questo percorso. È una stele molto importante perché è l'immagine stessa di questo straordinario cammino. Un percorso in cui, oltre all'approfondimento spirituale, sarà possibile ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche per valorizzarle, come ad esempio la terra ricca di risorgive. Un cammino legato alla spiritualità e alle apparizioni mariane, e quello che stiamo facendo è trasformarlo in un prodotto turistico. Sicuramente è tutto il territorio, l'asse delle risorgive per noi, come diciamo sempre, è strategico, ma anche proprio quello che è un po' una rivisitazione della spiritualità con cui ci si può appoggiare a questo tipo di percorsi e questo tipo di ambienti.